giorno di ogni santi le streghe vogliono mandare il Sulmona all'inferno. Gli ovidiani invece dopo la notte di Halloween vogliono salire in paradiso battendo proprio i giallorossi capolisti. Dal Pala Nicola Serafini è tutto pronto per la sesta giornata del campionato di Serie 2 Girone Elite. Si affrontano per l'appunto Sulmona e Benevento, un match molto interessante che seguiremo ovviamente in diretta sui canali della divisione Calcio a 5 su YouTube e quindi anche per chi ce l'avesse su Smart TV e su tutti i vostri dispositivi. Il saluto vi giunge da Francesco Paolo Salviani, che ringrazia le immagini di Francesco Di Virgilio che vi portano per l'appunto il match in diretta. E allora bando alle ciance, vi leggo subito i ragazzi che daranno vita a questo incontro. Il Sulmona vede con il numero 4 Cappello, con il numero 5 Picco, col numero 7 Lepadato, col numero 8 Jacopo Ricci, col numero 10 Santoro, col numero 11 Villa, col numero 12 Biancofiore, col numero 17 il capitano Di Matteo, col numero 23 Sosa, col numero 30 Patricelli, col numero 32 Berardi e chiude lo scacchiere di mister Ricci il numero 99 Severo. Per quanto concerne invece il Benevento di mister Scarpitti, col numero 3 Mellone, col numero 6 il capitano De Crescenzo, col numero 8 il giovanissimo classe 2007 Del Grosso, col numero 10 Abdala, col numero 11 Renoldi, col numero 17 Volonnino, col numero 18 Caruso, col numero 20 vecchia conoscenza abruzzese Montefalcone, col numero 24 Arruda, col numero 27 Rizzi, col numero 33 Follo, col numero 99 Heinz. Dirigono l'incontro i signori De Sogus di Carbonia e Giaquinto di Ostialito, al crono Di Virgilio dell'Aquila. Dopo le consuete foto di rito vediamo proprio il Sulmona impegnato nello scatto prepartita. Allora ne approfitto per andare a scorgere il quintetto ospite con Renoldi con in porta, se non vado errato, cerco di capire di chi si tratta perché non vi è il numero sul pantaloncino, e allora vado a completare lo scacchiere con Abdala. Con il numero 10 batterà il calcio d'avvio il numero 18 Caruso. Dunque tutto pronto per quanto concerne invece il Sulmona. Vediamo Santoro, Patricelli col numero poi 17, anzi no, chiedo scusa, non si tratta del 17 di Matteo che siede dunque in panchina, ma si tratta di Severo col numero 77, col numero poi 23 Sosa a mezzo servizio, e parerà per la squadra abruzzese almeno dal primo minuto Berardi. Tutto pronto, si attende solo il fischio d'avvio qui al Pala Serafini. Qualche istante prima che udiamo la sirena, e parte ora Sulmona Benevento. Subito gli ospiti che provano ad offendere con questo lancio in verticale di Abdala, contrato, e allora prima rimessa laterale che se verrà effettuata da Renoldi. Vedremo se batterà a ritroso il numero 11 per Raffigna. Vediamo subito il Benevento che con Montefalcone si rende pericoloso, pallone che poi non arriva a Patricelli. Dunque subito insomma abbiamo del pepe in questo incontro. Sosa, Santoro con le cattive, ne ha due. Santoro si trascina il pallone oltre la riga bianca e allora ci sarà una rimessa per gli ospiti. Rimessa battuta, ancora Montefalcone. Interessante questa trama che stiamo apprezzando in questi primi secondi di gioco ordita da mister Scarpitti, con Montefalcone che paradossalmente sta giocando come se fosse un portiere di movimento, lui che con l'acqua e sapone ha scritto pagine indelebili del futsal abruzzese, pararigori nelle serie scudetto del Palaroma.
nonché poi avendo avuto il numero 20 il privilegio, mi permetto di dire, di allenarsi e di giocare con il numero 1 del mondo per quanto concerne il ruolo del portiere nel futsal, ovvero ovviamente stiamo parlando di un altro abruzzese doc, Stefano Mammarella. Marlon Patricielli controlla, ha di fronte un avversario, Cincischi è il numero 30 che scambia con Severo, Severo subito invitato all'uscita dalla difesa avversaria, Sosa, Severo quasi preso in controtempo, pallone interessante per Santoro che pensa a un corridoio, Santoro combatte, rischia di perdere palla, ha un contrasto dove ha avuto la peggio sulla caviglia di sinistra, ci auguriamo che non si tratti di nulla di troppo grave per il numero 10, subito allora lo staff di mister Antonio Ricci è chiamato forse ad entrare per sincerarsi delle condizioni di Santoro che si massaggia la caviglia, sembrerebbe però tutto ok, solo una piccola contusione per il numero 10 biancorosso che infatti deve lasciare momentaneamente il suo posto a Picco Sulmona che, come avete potuto sentire dalla mia insomma entrata, deve rinunciare a pedine importanti, tra tutte ovviamente parliamo di Nicolodi, non sono poi del match Marcantonio e Neretti. Dunque squadra di Ricci che deve fare insomma di necessità virtù quest'oggi proprio nell'incontro contro la capolista che poi non ha a disposizione il suo secondo portiere. Parliamo ovviamente di Pozzo. (18:15) da giocare in questi primi vagiti del match. Caruso, pallone che poi filtra per Abdala che guadagna il primo corner dell'incontro. Il numero 10. E allora conclusione missile terraria che però non sortisce effetti da parte di Renoldi, con tutta la calma del mondo Berardi, pallone per Picco che si va a inerpicare in un ginepraio di avversari, la rimessa e campana tra i mugugni del pubblico, con lo stesso arbitro De Sogus di Carbonia a rimbrottare la panchina di casa. Ancora rimessa giallorossa, pallone che viene dato a Rizzi. Nel traffico sempre Caruso, Renoldi che allarga molto bene ma è stato subito preso in consegna da Severo. Abdala, Sosa, Picco, apre il ventaglio il Sulmona, Picco cerca per Patricielli, prima occasione del match. Bellissimo il suggerimento di Picco, il tocco vellutato di Patricielli ha solo dato la suggestione del vantaggio agli abruzzesi, ma Sulmona che fa capire che nonostante magari ha qualche difficoltà per grandi nomi che mancano all'appello, vuole ovviamente legittimare il suo parquet. E allora il Benevento dopo questo primo spavento con Renoldi in verticale, pallone di ritorno di Caruso per Renoldi, i due non si intendono e dunque rimessa laterale, se ne occuperà Sosa. Lepadatu, primo pallone per il numero 7. Sosa contro Caruso, trova Marlon, poi si scontra con un avversario
Si trattava di Rafinha, loro che condividono anche parte del passaporto. Brasiliano, ovviamente. E allora il Sulmona, proprio con Severo, il primo corner però si trasforma in un boomerang per gli abruzzesi. La diagonale fa rabbrividire il pubblico di casa. Fuori di poco il tentativo di Renoldi. E allora Berardi a rimettere in gioco il pallone. Cerca soluzioni il 32, trova ancora Picco che deve fare i conti con una difesa arcigna, non riesce il numero 5 a preservare il controllo del pallone che ora viene spedito nuovamente in fallo laterale, avanza rugbisticamente la squadra sannitica. De Crescenzo, il capitano a ritroso, chiama i suoi. Gennaro Montefalcone che potrebbe andare alla conclusione di destra, invece poi pensa proprio, cambia idea all'ultimo, ottenendo comunque una rimessa da posizione avanzata. Il suggerimento per il suo capitano De Crescenzo. Interessante sempre questa trama di Gennaro Montefalcone. Tanto Sosa allontana proprio per De Crescenzo che si appoggia a Montefalcone, che viene insidiato da Di Matteo, pallone che ovviamente è stato spedito oltre la riga bianca, e dunque rimessa che ovviamente è sul Monese. Picco, interessante per Sosa che cerca Lepadatu. Buona questa, insomma, questa manovra del Sulmona, che dimostra di non aver paura di sfidare la capolista, che è a punteggio pieno. E poi Di Matteo, controllo così, infatti si trascina il pallone oltre la riga bianca. Pallone che ora viene restituito alla compagine di Scarpitti. Rafinha, De Crescenzo, ancora il Benevento che manovra con il suo capitano. Pallone che viene allargato, Sosa riesce ad anticipare il numero 99, Heinz. Poi Santoro con il capo spezzare la manovra. Sarà De Crescenzo in verticale, il Benevento. De Crescenzo si sblocca il match, la firma è del capitano del Benevento, che porta dunque in vantaggio i suoi. Bella la conclusione, non poteva farci nulla Berardi. E dunque si sblocca la partita con il gol del Benevento. Sulmona aveva comunque approcciato ottimamente la partita, ma l'esperienza e la malizia del Benevento, coniugata alla bravura del suo capitano De Crescenzo, hanno fatto sì che alla prima vera occasione la truppa di Scarpitti
si è portata avanti per una rete a 0 quando mancano 14 minuti e 50 secondi da giocare prima della pausa. Di Matteo a pressare Volonnino, ancora Volonnino che riesce a superarlo, para Santoro, Di Matteo, conclusione di destro, Montefalcone ci mette le sue mannone. E allora Lepadatu per Severo, coefficiente di difficoltà elevatissimo per il numero 77. E ora vediamo che Montefalcone paradossalmente cincischia un pizzico nel rimettere in gioco questo pallone, proprio forse per abbassare i ritmi. De Crescenzo alle prese con avversario Heinz. Volonnino 17 che non ha un pertugio, però con sapienza gioca con il pallone, rischia di perderlo. Zonta, l'altro brasiliano naturalizzato italiano, e poi Santoro ad alzare il pressing, ma De Crescenzo e i suoi hanno questa manovra sapiente. Poi lo stesso Heinz mette le mani insomma al volto per il suo controllo così. Santoro, Severo, pallone per Patricelli, con il numero 30 che cerca il compagno. Si tratta di Villa che gioca il suo primo pallone. Severo, vede Villa, Severo, conclusione deviata, poteva diventare quasi un assist per Patricelli. Pallone battuto per Villa che vede Severo. Patricelli entra in area di rigore. Patricelli danza sulla riga bianca e poi Severo non riesce a scalfire la difesa avversaria. Patricelli, Severo, Patricelli, tutto chiuso, chiede palla Villa, ancora Patricelli, Severo, Villa che si abbassa, pallone per lui, Patricelli, si alza però il pressing di Volonnino che riesce a stoppare solo per un secondo la manovra abruzzese. Villa può andare alla conclusione. E allora arriva il time out di mister Ricci, che lo possiamo vedere rabbuiato ma soddisfatto. E allora ci prendiamo una piccola pausa anche noi. Si può riprendere qui al Pala Nicola Serafini con Severo che allontana il pallone. Renoldi a ritroso. Severo intercetta, Severo riesce con una magia a entrare in area di rigore e poi ancora Montefalcone. E quando non riesce la difesa avversaria a contrarre gli alfieri abruzzesi, ci pensa Montefalcone a metterci una pezza. Zonta,
Avanza il 24. Renoldi con Ricci che quasi vorrebbe entrare in campo. Renoldi, pallone che carambola sui piedi di Severo in un flipper impazzito. Severo alza la testa, avanza il piccolo trotto il 77. Villa può andare alla conclusione! Mattia Villa, pareggio del Sulmona, 1-1. E dunque, come avete potuto sentire dalla speaker del Pala Nicola Serafini, è tornato tutto in parità quando mancano 11:49 da giocare prima della pausa e si sente ovviamente l'urlo dei tifosi ovidiani. Attenzione perché recupera palla il Sulmona, ma lo stesso pallone era uscito oltre la riga bianca, si stava prendendo un contropiede importante per Sosa e per i suoi compagni. Pallone che viene, anzi c'era un fallo, chiedo scusa. Ha battuto questo calcio piazzato, schema che viene eseguito alla perfezione per quanto concerne il quintetto di Scarpitti. Caruso contro Sosa. Pallone però recuperato con Lepadatu, Padricelli ancora una volta, Montefalcone. Ma sale l'incitamento del pubblico di casa. Sosa, pallone che non passa. E poi Severo a fare da bodyguard a Berardi. Pallone però recuperato dal Benevento che potrebbe offendere con il suo capitano De Crescenzo e poi Berardi. Non è da meno rispetto al suo collega Montefalcone. Renoldi, Montefalcone, appena citato, si aggiunge la manovra offensiva e lo schema stava funzionando. Occasione per Abdala e poi apre la manovra Lepadatu che invitava i suoi a salire. Lo stesso Lepadatu ora lascia il terreno di gioco a Picco. Questo Picco che va a prendere in consegna l'avversario, si tratta di Abdala e poi Sosa si sostituisce a Berardi con Ricci che si arrabbia con credo Picco per il ritardo, mentre viene inquadrato un simpatico tifoso con la bandiera biancorossa. Caruso anticipato, può ripartire Sosa, avanza il 23, Montefalcone. Quanti interventi del numero 20 a salvare i suoi e arriva il primo time out di Scarpitti.
Torniamo in telecronaca con Patricelli, pallone che potrebbe diventare buono per Picco, che saggiamente stoppa una possibile ripartenza che poteva diventare letale per i suoi. De Crescenzo, pallone che non filtra, Picco, Sosa, forse c'è un fallo sul 23, Patricelli, Villa, pallone per Patricelli che però non è preciso, e poi attenzione perché si scaldano gli animi con Caruso che va a muso duro nei confronti della direzione gara, addirittura è Patricelli a fermarlo per evitare che il suo avversario, insomma, si complichi la vita ai suoi compagni, tant'è che viene ammonito e gli è andata anche bene. Dunque, attenzione perché le polemiche non si placano. Cerchiamo di capire il motivo di così tanta agitazione. Siamo a 10 minuti dal primo tempo con lo stesso Ricci che va a chiedere si può finalmente riprendere il futsal giocato. Dunque, Renoldi, Rafinha, pallone per lui, Montefalcone, avanza il numero 20, Patricelli di colpo si fa contro Caruso, pallone che comunque è sempre tra i piedi dei giocatori ospiti. Poi Patricelli tocca questo pallone con Renoldi che lo può rimettere in campo. Adesso Renoldi per Caruso, allarga la manovra il numero 18, Volonnino, anzi si tratta di Abdala, contrato, finisce per perdere il pallone, un pallone che poi dovrebbe essere stato deviato, no, non è così, e allora rimessa per i giallorossi. Montefalcone a trovare la testa di Caruso che gira bene ma non inquadra la porta difesa da Berardi, tant'è che Villa si è anche un po' arrabbiato calciando questo pallone che viene finalmente preso da Berardi che lo lancia ma in maniera errata all'indirizzo di Picco. E allora rimessa Montefalcone, finta di corpo contro Villa, viene segnalato un fallo a Villa con mister Ricci e il presidente Cicerone che si mettono le mani sul capo. Qualche istante prima che Renoldi mette in gioco il pallone, Patricelli svicola il numero 30, Patricelli pensa alla conclusione e poi rischia di commettere fallo, no, rischia di commettere ancora. Abdala si lamenta giustamente nei confronti della direzione gara con Patricelli che ha usato tutta la sua malizia e tutta la sua esperienza, ma attenzione perché ancora il Benevento con Abdala. Si gira il numero 10, vuole ricominciare in proprio, ancora Abdala, gioco clamoroso di prestigio ma che non frutta per le streghe, dunque Berardi, pallone questa volta preciso,
per Picco. Picco si fa vedere, Sosa servito, Patricelli, Villa, cercare di permettere a Patricelli un varco, ci riesce, Patricelli, occasionissima per il Sulmona. E ancora una volta stava funzionando la manovra abruzzese, si salva lo scacchiere campano e poi Sosa in bello stile a mandare il pallone tra gli scatenissimi tifosi di casa, con poi un giovane prospetto della scuola della scuola calcio locale a rimettere in gioco, anzi tra virgolette, il suddetto. Montefalcone si ferma, pallone per De Crescenzo e poi la conclusione che non sortisce però gli effetti desiderati. Santoro perde il pallone, De Crescenzo, rimessa battuta dal numero 6 per Montefalcone, si fa vedere Rafinha, pallone recuperato da Santoro, Severo, Lepadatu, ancora Lepadatu, il numero 7 per poco non beffa Montefalcone e compagni. De Crescenzo, 7:32 da giocare e poi Sosa devia il pallone, rimessa con le mani per le streghe, ancora Sosa e poi Villa subisce fallo, anzi si tratta di Lepadato che subisce fallo. Calcio di punizione che verrà battuto dallo stesso nazionale rumeno per Marlon. Santoro, subito Santoro preso in consegna da Rafinha. Sosa, vedere Santoro, pallone per Sosa che cerca un pertugio, chiede una deviazione il 23 non ravvisata e dunque Montefalcone subito in verticale, pallone che viene controllato molto bene da Hens, lo stesso 99 poi conquista un corner con vediamo i tifosi di casa furenti ovviamente nei confronti della direzione gara. Rafinha anticipato da Lepadato che però non riesce a dar seguito al primo controllo. Montefalcone, Hens, Rafinha, Berardi cerca subito compagni, Severo quasi sorpreso, Santoro, Rafinha e poi il fallo è di Santoro. Si può riprendere a giocare con De Crescenzo. 6:36. Sbagliato però il suggerimento di Volonnino. Dunque sarà Marlon Severo Melao mettere in gioco il pallone. Lepadato, Severo, Lepadato, ancora Marlon Severo, Sosa, Santoro, buona la manovra del Sulmona. Lepadato che avanza, Santoro in mezzo a tre, non riesce con una magia e poi Hens e lo stesso Severo a sporcare con la punta dello scarpino il pallone, con Hens che pregustava di involarsi verso la porta, difesa da Berardi. Zonta per Volonnino, il numero 17 però si allunga troppo il pallone. Sosa, Severo, Sosa, Severo, Santoro subito braccato
numero 10, che è sempre costretto a girarsi. Sosa con un no look di Severo e poi Lepadatu, si stava per accendere il numero 7. Ma siamo già dalla parte opposta. De Crescenzo, ci piace molto questa partita, vediamo due squadre sbarazzine che si stanno affrontando a viso aperto. De Crescenzo, ancora la squadra di Scarpitti con questo pallone tenuto in gioco, con Volonnino che per poco non stava trovando una sfortunata deviazione della difesa avversaria, stava per tramutare in un autogol. Stesso Volonnino ora va a riprendere il pallone con Santoro che chiede lumi alla sua panchina. Zonta, De Crescenzo, Zonta, passeggi lunghi da parte delle due squadre e poi in verticale Lucas ha anche commesso fallo, il numero 99 Enz Lucas. Marlon che per poco non trova un ausilio involontario dei suoi avversari. Zonta che invita tutti alla calma. Volonnino contro Severo. De Crescenzo. Zonta contrato. Zonta. De Crescenzo con Di Matteo a pressare, ma il Benevento sta alzando i giri del motore. Severo riflette, Severo, pallone per Villa, Villa lo controlla, attende all'arrivo di rinforzi, Villa col mancino. Sarà Sosa a mettere in gioco, tra virgolette, il pallone, quasi una sorta di corner corto. E poi Di Matteo che per poco non stava riconsegnando il favore a Sosa quando mancano 4 minuti. 1-1. E poi un abbraccio quasi fraterno tra Berardi e Caruso. Renoldi, Volonnino, Renoldi, il numero 11 conclude, ma debole. Era lo stesso Berardi per Patricielli. Subito tarantolato il numero 30. E poi Di Matteo contro Volonnino. Avanza ora il Benevento con Caruso, pallone che potrebbe diventare buono, ma riesce il Sulmona a salvarsi ripartendo con Mattia Villa. Villa, Zonta, e qui probabilmente manovra incompiuta da parte della squadra abruzzese. Lo stesso Sosa poi a stoppare Volonnino, ricevendo gli applausi del suo pubblico. 3-16. Volonnino, Caruso anticipato, pallone per Di Matteo che riesce a superare un avversario ma non riesce a superare Gennaro Montefalcone, che i due si conoscono essendo dello stesso hub pescarese. Villa, Sousa, pallone però calciato male. Renoldi, Caruso. Avanza il Benevento con Abdallah. Villa, Villa rischia qualcosa, perde il pallone. Abdallah contrato con Ricci che paradossalmente rimane in silenzio. Questo è ancora più grave, tra virgolette. Montefalcone. Benevento che ora manovra effettivamente col portiere di movimento per qualche secondo, tant'è che Rafinha trova il piede di
Berardi, e poi non ci pensa due volte alla cieca Marlon Severo Melao a calciare verso la porta di Montefalcone, sperando che il portiere con la casacca numero 20 fosse fuori dalla sua zona di competenza. Chiama lo schema numero 3 Abdala. 2:30 da giocare in questo divertente primo tempo. Pallone per Renoldi, che però rischia un pastrocchio. Patricielli deviato, Di Matteo contrato un'altra volta. L'urlo del palla Nicola Serafini a incitare i biancorossi, che quest'oggi, possiamo dirlo, è il classico Davide contro Golia. Patricielli, Picco, Lepadatu, pallone che era buono con Patricielli che non riesce a controllarlo. E poi Caruso alla belle meglio non riesce a consegnare il pallone ad Abdala. Rafinha, Severo, Picco subito preso con le cattive. Questa volta viene segnalato il fallo ai danni del numero 5 e dunque calcio di punizione per il Sulmona. Tre falli a testa. Quando manca 1:37 da giocare. Marlon Severo Melao sul punto di battuta. Lascia Jacopo Ricci, appena entrato il numero 8, che si scontra con Caruso. Esce subito il figlio d'arte, chiamato in causa in queste situazioni e come portiere di movimento. Stesso Severo per Lepadatu. Berardi che imita Montefalcone. Lo stesso Montefalcone deve metterci una pezza, e poi Berardi glacialissimo a far scorrere via questo pallone che poi viene consegnato a Picco, che lo gira nuovamente a Montefalcone. Fase un po' di ping pong tra le due squadre, con Rafinha che allarga per Renoldi. Rafinha, Renoldi in verticale ora il Benevento, ma Lepadatu stoppa sul nascere l'azione e dunque 61 secondi da giocare prima del tè caldo. Renoldi sbaglia e dunque 55 secondi a disposizione del Sulmona. Vedremo se vorrà in maniera cestistica giochicchiare con il cronometro la squadra di casa. Finta di Patricielli e in questo caso ha rischiato qualcosa il Sulmona, anzi il Benevento. Poi non c'è corner con Montefalcone che si arrabbia con i suoi, rischia di esaurire i secondi il numero 20 Renoldi. Il Sulmona che ora alza la linea di pressing. 42 da giocare. Renoldi contro Marlon. Renoldi converge il numero 11, fallo di Lepadatu. Quarto fallo del Sulmona.
in verticale il Benevento. Rafinha a pulire questo pallone sporco. 19 secondi per la squadra campana. Attenzione perché poi il pallone viene calciato sul fondo. 11 secondi per il Sulmona. Patricelli, vedremo se proverà un guizzo sulla sirena la squadra di Ricci. Pallone per Picco, 4 secondi a disposizione del quintetto di Scarpitti. Sarà Rafinha ad appoggiarsi a Montefalcone. Molto probabilmente decidono di esaurire i secondi a loro disposizione. Allora termina qui il primo tempo sul parziale di 1-1 e anche noi ci uniamo alla breve pausa e ci risentiamo tra 10 minuti circa, sempre in diretta qui sulla Lega Nazionale Dilettanti.
Torniamo in diretta dal Pala Nicola Serafini per questo secondo tempo tra Sulmona e Benevento. Il parziale di una rete per parte, la sbloccata De Crescenzo per il Benevento, il pareggio abruzzese arrivato qualche istante dopo. Sentite il fischio. Inizia ora la seconda frazione della sesta giornata. Marlon, Sousa, Santoro, pallone in verticale che però non trova sbocchi. Santoro. Si inizia in un piccolo, se vogliamo non dico silenzio, ma Abdala, pallone per Caruso, controllo così così del numero 18 che dunque non dà il là, l'azione sannitica e poi lotta greco-romana tra Santoro e Abdala con poi il fallo combinato a Santoro. Proprio ai danni di Abdala. Ruba per un secondo palla Patricelli che poi commette fallo e deve stare attento il Sulmona perché già il secondo fallo nel giro di un minuto. Sulmona che poi ha, tra virgolette, perso il proprio tecnico Antonio Ricci, espulso negli spogliatoi tra primo e secondo tempo. Benevento che qualora questo parziale rimanesse così o quantomeno non riuscisse a vincere verrebbe avvicinato pericolosamente dal Taranto che è vittorioso contro il Santa Lucia tra le mura amiche per 4-3. Mentre per quanto concerne il Sulmona, questo pareggio colloca la squadra abruzzese a centro classifica, a 2 lunghezze dai play-off, con l'ultimo gradino, anzi gli ultimi gradini occupati a pari punti tra Academy Pescara, Futura e Lazio. Lazio che è stata l'ultima squadra affrontata proprio dai biancorossi, che hanno ceduto l'intera posta ai capitolini perdendo 6-2. Ricordiamo poi che, visto che stiamo ormai in planning per quanto concerne i campionati di queste squadre, mentre bel gioco di Patricelli, Rafinha, che il prossimo incontro vede il Sulmona impegnato contro il Cruz Molise, mentre il Benevento ospiterà proprio il Taranto in quello che sarà il big match della settima giornata del campionato di Serie 2 Elite Girone B. Continuano però a innervosirsi i giocatori ospiti insieme alla panchina nei confronti della direzione gara. Ci auguriamo ovviamente che tutto sia corretto nella norma. Berardi per Santoro. Santoro trova Sosa si ferma, Sosa non riesce a trovare Severo e siamo già dalla parte opposta con Santoro. Tutto mestiere per Vinicio Santoro e poi Marlon prova ad affrontare da solo tutta la difesa sannitica
chiede forse un cambio il 77 o quantomeno un cambio di posizione dei suoi in campo. Sosa, Santoro prova a girarsi il numero 10, Patricielli, non riesce la magia al calciatore ovidiano, ma rimessa da posizione interessante per la squadra abruzzese. E sale l'urlo del Paraserafini. Marlon in diagonale, non trova nessuno. Pallone che viene restituito a Montefalcone. Abdala, stesso numero 10, finto un passaggio. Rafinha, Caruso che riesce a creare un corridoio per Abdala poi anticipato lo stesso Caruso da Sosa, che sta stringendo i denti, il numero 23, perché non è al meglio. Sulmona abbastanza incerottato, come detto più volte. Per quanto concerne invece la truppa di Scarpitti, senza Di Pozzo, secondo portiere. Rafinha, avanza il brasiliano, in verticale, Berardi si scontra con Caruso. E poi Severo, Caruso con il capo, pallone che poi finisce a disposizione di Berardi. Santoro, pregevole il suo aggancio, attenzione perché può approfittarne Caruso, viene addomesticato con le brutte da Sosa. Severo contro Montefalcone, Severo perde l'attimo e c'era una bella chance per il 77, perché era stato ben servito dai suoi compagni. Sosa, Severo, conclusione di frustrazione probabilmente del 77, che chiede e ottiene un corner. E poi Severo, ancora una volta però il fortilizio beneventano riesce a resistere agli attacchi peligni. Lepadato, e poi Picco non viene, insomma, trattato proprio con i guanti bianchi dai suoi difensori avversari. Lepadato rischia tantissimo, Lepadato, Berardi riesce con le sue manone a salvare il compagno, e poi lo stesso Berardi ingalluzzito dal suo intervento, provato a diventare lo showman del match, cercando un gol che sarebbe sicuramente passato tra i più interessanti, se non i più belli della giornata, non tanto magari per una questione tecnica, ma puramente dal punto di vista del futsal vero e proprio. E poi Colonnino con le brutte ad atterrare Villa, poi forse deve intervenire lo Spazzolone con Berardi che tasta anche lui il punto in cui è caduto Villa. Spazzolone che arriva e si può riprendere. Picco, Lepadato, e poi forse c'era un fallo su Picco, senza il forse, perché è stato, se vogliamo, trattenuto, e ci sarebbe forse qualcosa anche qui sulle Lepadato.
tant'è che i giocatori in campo rimproverano qualcosa alla direzione gara che ora segnala un fallo di Hens. Villa, Berardi, 15 da giocare. Picco non riesce a girare il pallone per Lepadatu. E allora vediamo proprio un tentativo di far scendere l'impeto avversario del Benevento, perché impiega qualche secondo in più per la rimessa in gioco del pallone. Volonnino preso in consegna da Lepadatu. Volonnino però è molto bravo a resistere alle sportellate nemiche. Zonta, Volonnino, Zonta, pallone per Capitan De Crescenzo. Lepadatu, Picco, subito preso in consegna Villa. Sosa cerca in verticale Lepadatu, non lo trova. De Crescenzo tutto solo, errore non da lui. Si può riprendere a giocare in questo lancio nel vuoto, però ancora fase di stanca della partita, rimessa per i giallorossi. Volonnino occhi negli occhi con Picco che affonda il tackle ma non trova il pallone. Poi lo stesso Picco non riesce a deviare la sfera che era diventata buona per Hens, che non è riuscito a farla carambolare in fondo al sacco. Poi la direzione gara va a rimbrottare Hens. Benevento che riesce a guadagnare metri. Volonnino per Zonta, 13:40 da giocare, arriva a suonare la carica anche Montefalcone e poi c'è un fallo, quindi terzo fallo per la squadra ospite, ne ha commessi 2 il Sulmona, mentre Berardi tasta il terreno per asciugare paradossalmente con le sue mani e con i suoi scarpini tutta quella porzione di parquet. Di Matteo per Picco, siamo già dalla parte opposta con Volonnino che supera un avversario, serve De Crescenzo, Caruso, pallone di ritorno per De Crescenzo, ci mette una pezza Severo, Picco, preso, non c'è pallone in questo caso, è chiaramente un intervento che vede il giocatore giallorosso non prendere il pallone, tant'è che viene ammonito poi Caruso
Poi viene ammonito anche un giocatore sulla panchina di casa, però ci è sembrato, senza entrare ovviamente nel dettaglio, un intervento chiaramente non sul pallone. Poi la direzione gara ha preso questa decisione. Sarebbe stato il quarto fallo per il Benevento. Si può riprendere con Severo, attenzione però perché c'è ancora qualche istante tra i due arbitri, che ricordiamo si tratta di Giaquinto di Ostialido e De Sogus di Carbonia. Di Matteo, sfida tra capitani tra Di Matteo e De Crescenzo. Stesso Di Matteo che, possiamo vedere, ha un'importante fasciatura sulla mano sinistra. Recupera però palla il Benevento, che può ora offendere con Caruso, che non riesce a superare Sosa. Sarà Volonnino a rimettere in gioco il pallone quando mancano 13 minuti. Zonta, tocchetto che vede De Crescenzo arrivare su questo pallone. Volonnino, si può vedere Zonta, Volonnino contro Severo, ancora Volonnino, continua il numero 17 e poi Zonta, anzi si tratta di Crescenzo, non colpisce bene. Berardi, Santoro come sempre costretto a girarsi, trova Di Matteo, ma riesce De Crescenzo a stoppare l'ennesima incursione avversaria. Volonnino ne ha due. De Crescenzo, si va a vedere Zonta, match ora non spettacolare ma agonistico. Ancora Volonnino, live motive che abbiamo iniziato ad apprezzare. Santoro solo per un istante, e allora Gennaro Montefalcone ancora una volta conclude il colpo di testa ad allontanare, con Volonnino che tende il corretto posizionamento dei compagni. Caruso trova un varco per Rafinha, il 2-1 del Benevento, puro futsal signori. E nel momento paradossalmente di maggior sofferenza del Benevento, la squadra capolista del girone B di Serie 2 Elite ha fatto capire come le grandi, insomma, riescono sempre a trovare soluzioni ed avere frecce da scoccare all'interno del proprio arco. Vediamo se il Sulmona riuscirà a superare questo momento. O cadrà con l'onore delle armi di fronte alla truppa sannitica. Santoro cerca Patricielli, pallone che però trova Volonnino, che rischia qualcosina, e poi latrati di protesta da parte del pubblico di casa. Si può riprendere con il Benevento, che però non controlla bene, e dunque il Sulmona può affacciarsi con Severo, messo giù da Volonnino, e questa volta c'è il fallo ed è il quarto per i giallorossi. Intelligente Volonnino a stoppare
il 77, che poi avrebbe avuto campo libero per colpire indisturbato il pallone verso la porta di Montefalcone. Ora entra Jacopo Ricci, figlio di mister Antonio Ricci, a catechizzare i suoi. Specialista il numero 8 di queste situazioni, tant'è che si va a posizionare proprio a fondo campo, all'altezza della righetta bianca. Vediamo dunque cosa succede. Santoro stava riuscendo lo schema a cercare di ovviamente beffare la difesa delle Streghe, ma Caruso ha dimostrato ancora una volta tutta la sua esperienza, perché è andato con il piede a togliere il pallone dalla propria porta. Patricelli, Ricci, contrato, corner per il Sulmona. Ancora Ricci, colpisce male il numero 8, pallone che si spegne sul fondo e dunque il numero 8 stesso cede il posto a Sousa. E poi la diagonale che non ha effetti di Rafinha. Quando mancano 11 minuti non si è giocato tanto per quanto concerne il tempo effettivo. Santoro attende Sousa, servito. Severo cerca soluzioni, non le trova. E allora siamo già dalla parte opposta con Caruso, Abdala, Zunt, anzi Rafinha. Montefalcone si stacca, Patricelli in pressing, Berardi, Sousa evita un avversario, ancora Sousa per Severo sul fondo. Attenzione perché si è fatto male Severo cadendo. Ci auguriamo che si tratti di qualcosa di serio per il 77, che in maniera fortuita e 28 da giocare. Pallone lungo per Abdala e allora Berardi. Picco cerca il quinto fallo il Sulmona per avere una chance in più per beffare Montefalcone e compagni. Picco vede Lepadatu, Sousa servito, velo per Lepadatu che non però ha effetto. E poi il pressing del Sulmona funziona. Sousa, Patricelli. Attenzione perché lo stesso Patricelli riesce a recuperare questo pallone che poi viene tenuto vivo dai giocatori biancorossi. Picco preso con le brutte. Ancora il Sulmona, Lepadatu, Patricelli contro Rafinha. Si può vedere Lepadatu, Sousa,
Patricielli, ancora Patricielli, gioco di gambe, rischia di perdere un bruttissimo pallone. E allora Abdala evita tutti e segna il 3-1 il Benevento, che non ha ovviamente risparmiato questo errore ai suoi avversari, e dunque Sulmona che vede scappare via i giallorossi. Errore pagato carissimo dagli abruzzesi, mentre i campani stanno facendo capire, con i dovuti ovviamente paragoni, come siano una delle corazzate del girone B di Serie 2 Elite, come il loro obiettivo è tornare presto nell'Olimpo del futsal italiano. Prova però il Sulmona d'Orgoglio a riordinare le idee. Picco, c'è una vita da giocare. Leppadatu, pallone lungo. Severo non riesce a controllare questo pallone impervio. E allora il Benevento per allungare con Volonnino, pallone che potrebbe essere buono per la squadra di Scarpitti, se la cava con un po' di affanno il Sulmona, che ora ci sembra un po' alle corde pugilisticamente parlando. Inizia un po' a farsi notare la differenza d'organico tra le due compagini, con le rotazioni che stanno premiando la squadra giallorossa. Leppadatu, Berardi, subito verso la porta di Montefalcone, che con molta plomb riesce a prendere il pallone, a darlo a Volonnino, che subito porta il suo fosforo a disposizione dei suoi compagni, ma la rimessa è biancorossa. Villa, l'autore del gol del momentaneo pareggio, rimette in gioco questo pallone Sosa, e poi lo stesso Sosa con la spalla a fermare Enz. Severo, Sosa, pallone gestito egregiamente dagli abruzzesi. 7:25 da giocare. Picco per Villa, Picco si appoggia a Severo. Villa, occhi negli occhi con Rafinha. Villa, ancora Villa, Sosa. Match che si fa scacchistico, non tutte le mosse però riescono a dare vantaggi a una e a quell'altra squadra. Enz, ancora Enz, perde palla. Picco, Enz, anzi Picco, e in questo caso c'è stato proprio un abbraccio affettuoso tra Picco e Volonnino, che deve uscire. Abdala, 6:35. Zonta per Montefalcone. Villa ad alzare il pressing insieme a Marlon, quasi riusciva questo dispendioso sborso di energie, e poi
con Montefalcone, forse non si avvede che sì, probabilmente della deviazione o semplicemente sapeva che avrebbe concesso un calcio di punizione e sperava che arrivasse alle sue spalle un compagno per salvare il pallone. Sosa, quando mancano 6:14, apprensione qui in tribuna. Marlon con Villa che si abbassa tantissimo per ricevere questo pallone. Pallone poi gestito da Villa. Picco subito braccato. Marlon chiede a Villa di scappare via, pallone che però viene recuperato proprio da Villa solo per un istante. Enz, superiorità numerica del Benevento, ma Sosa riesce a deviare il pallone. Villa, 5:44. Villa! Spauracchio per Montefalcone. E allora arriva saggiamente la decisione di chiamare un time out per riordinare le idee dalla parte della panchina abruzzese. E ora il Sulmona abbandona gli indugi giocando con il portiere di movimento, proprio con Ricci, che come abbiamo detto in precedenza è il preposto per questa soluzione. Severo, Di Matteo, Sosa, Ricci. Il Benevento però serra tutti i ranghi. Ricci strozza troppo col mancino il tentativo, mentre Berardi riesce a tornare in porta. E poi malinteso, mani giunte in preghiera qui in tribuna per cercare di dare qualsiasi energia supplementare ai biancorossi. Torna Ricci come portiere in movimento. Ricci, Sosa, Severo, Lepadatu, corner. Severo, 4:34. Di Matteo, Ricci, Sosa, manovra Stantia, Sosa, Severo, Di Matteo, Ricci. Ormai li nominiamo quali fossero santi evangelici. Sosa, Ricci, Sosa,
Tutto chiuso però. Ricci. Lepadatu non può far molto di più il numero 7. Il pallone che viene spedito da Montefalcone, ora probabilmente in verticale. Così è. Severo guadagna una rimessa con il proprio acume e allora ne approfitta ad effettuarla Ricci. Severo, Ricci. (3:37). Ora anche il cronometro a essere un elemento avversario per il Sulmona. Di Matteo, altro tentativo però. Lepadatu, Di Matteo, Ricci, Severo, ha uno spazio ora il Sulmona, ma Montefalcone riesce con una magia a tenerlo. C'è Berardi in porta che torna trafelato. Renoldi non riesce a superare Di Matteo e allora interviene Berardi che torna subito in panchina per dare lo posto a Jacopo Ricci. 2:56. Ricci, Severo, Sosa, lo stesso Severo, si fa vedere Ricci ovviamente, pallone per Sosa. Di Matteo inizia a danzare sul pallone. Sosa, Ricci attende l'arrivo di Lepadatu, pallone per Sosa. 2:34 e poi non preciso il suggerimento di Matteo, arriva un altro time out. (2:31), punteggio di 1-3 qui al Pala Nicola Serafini, con il Benevento che vuole scappare via in attesa di ospitare il Taranto nel big match della prossima giornata. Il Sulmona che vede un pareggio come un punto che sa di vittoria. Patricielli, Severo, Ricci che entra ora come portiere di movimento. Sosa, pallone però recuperato proprio dal Benevento e arriva la quarta rete di Abdala. Ogni errore del Sulmona è stato pagato carissimo. La capolista non perdona. E ora c'è una montagna da scalare per il Sulmona. E ci prova con l'onore delle armi la formazione di casa.
Severo. Sosa, Lepadato non arriva su questo pallone che poi viene calciato ma sul fondo. E 38, si fa vedere Lepadato, servito ma male da Severo. Dunque si può riprendere. E 20 da giocare. Pallone che viene spizzato da Sosa. Può respirare il Benevento. Montefalcone concede una rimessa al Sulmona. Lepadato, Ricci, servito. Lepadato, Montefalcone, Abdala, pallone che poi si spegne in fallo laterale. Ricci, 57 secondi da giocare. Ricci, una montagna da scalare per il Sulmona. Ancora pochi secondi per festeggiare per la capolista. Errore di Ricci, vediamo se ne approfitta il Benevento. Molto probabilmente sarà così, perché il palo salva incredibilmente la squadra di casa. Sosa, 20 secondi. Ricci, Lepadato, Ricci, Severo, conclusione che si spegne sul fondo mentre Montefalcone recupera il pallone. 13 secondi, vedremo se le due squadre scelgono di terminare così l'incontro. Il punteggio è di una rete a 4. Chiedo scusa magari per l'errore in grafica che c'è stato. E dunque finisce qui la capolista. Vola sempre più in alto, le streghe salgono in paradiso, il Sulmona rimane in purgatorio. Bel match che abbiamo apprezzato insieme grazie alle immagini di Francesco, di Virgilio. Abbiamo portato questa partita in diretta e dunque a me non rimane che ringraziare tutti voi per averci seguito e ovviamente alla prossima.